Completati i lavori di efficientamento energetico del condominio di Agrigento, sito a Monserrato, denominato Domus Amici. I lavori iniziati nello scorso mese di novembre sono stati perfettamente eseguiti nei modi e nei tempi stabiliti e hanno permesso ai condomini del palazzo di non spendere un euro grazie alla legge del super bonus 110%. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione tra l'impresa esecutrice la Duferco Energia, il responsabile dei lavori il dottore Salvatore Cultrera e il progettista l'architetto Giuseppe Grimaldi. Sì, ci ritroviamo a Monserrato a distanza di circa 5 mesi e abbiamo restituito dignità a una struttura edilizia condominiale che necessitava di alcuni lavori e, come vedete dalle immagini, abbiamo appunto rifatto un restyling intero dell'immobile efficientandolo, quindi non solo la possibilità di andare a risparmiare sulle opere manutentive che erano comunque necessarie, ma anche l'opportunità di portare dalla classe G in cui si trovava, classe energetica G in cui si trovava l'immobile, alla classe A. Perché insomma, come vedete abbiamo sostituito gli infissi, le caldaie, abbiamo messo i pannelli solare termici per cui anche l'acqua calda sanitaria, ovviamente rifatto il prospetto con la tipologia a cappotto, insomma un lavoro completo che senza alcun centesimo da parte dei condomini si è potuto portare avanti grazie a questa norma super bonus 112%. Da parte nostra come progettisti e come tecnici in generale, da parte delle aziende, delle maestranze, da parte dei finanziatori c'è grande soddisfazione perché appunto grazie a questa norma abbiamo potuto dare questa opportunità ai condomini che difficilmente con fondi propri avrebbero potuto fare lavori così importanti di riqualificazione anche energetica. Quindi stiamo cercando a tutti i livelli di fare in modo che questa norma venga prorogata nel tempo perché si possa dare la possibilità a tutti quelli che adesso chiedono di eseguire i lavori, si possa dare appunto la possibilità di eseguirli. Sono conclusi e siamo venuti a collaudare, diciamo, la fine del cantiere, quindi direi conclusi bene. Il compito della Duferco qual è sostanzialmente, fattivamente? Cosa fate voi? La nostra attività è quella di appaltatore delle opere che poi dà la possibilità ad ogni condomino di poter riconoscere la parte coperta dal credito d'imposta a mezzo cessione. Quindi noi però ci rendiamo anche garanti di tutto il processo, monitorando, benché non siamo noi progettisti, comunque monitorando il progetto, monitorando la parte tributaria, quindi tutto al fine che rispetto agli enti preposti al controllo quindi la situazione sia tutta regolare. Cosa dire ai tanti che magari sono titubanti e che vorrebbero iniziare l'iter? Che garanzie, insomma, che raccomandazioni farete? Allora, intanto abbiamo ad oggi una proroga certa da parte del governo che è al 31/12/2022, quindi i tempi sono abbastanza purtroppo stretti e non andiamo avanti con proroghe di un anno alla volta. È sicuramente da dire che sono degli interventi abbastanza invasivi che danno sicuramente tanti vantaggi dalla riqualifica sia energetica ma anche tutti questi appartamenti vengono rivalutati e guadagnano anche il 20-30% del valore dell'immobile. Sono dei percorsi non così immediati, comunque un progetto di questo tipo necessita di almeno 2-3 mesi di lavorazione, poi c'è il dialogo con tutti i subappaltatori, c'è poi la parte tributaria alla fine del cantiere, quindi adesso partirà questa fase per quanto riguarda questo cantiere, quindi le attività sono diverse, bisogna sicuramente avere dei progettisti che sappiano fare dei progetti solidi e all'interno dei perimetri di quello che chiede la legge. Opera che nel giro di qualche mese è stata realizzata, quindi un buon segno e bisogna andare avanti con altre iniziative che abbiamo visto state portando avanti. Sì, siamo
siamo veramente felici, contenti e soddisfatti dell'operazione perché effettivamente come era previsto è andato a buon fine. Come potete vedere l'immobile è stato completamente efficientato, quindi abbiamo fatto tutto i prospetti, i boiler dell'acqua calda, la sostituzione degli infissi, delle caldaie e quant'altro, quindi è un immobile efficientato, un immobile che consumerà notevolmente in meno rispetto ai condomini che ci sono ad Agrigento. Questa è una delle prime ma non delle ultime iniziative che il nostro studio ha messo in campo. Già abbiamo iniziato il secondo immobile di 23 unità immobiliari, ma tra giugno e settembre inizieranno tantissimi condomini, quindi il consiglio che do a tutti i cittadini è quello di sfruttare questa possibilità data dal governo italiano di poter efficientare i nostri immobili, perché differentemente rispetto a quello che si pensa al luogo comune, i lavori effettivamente si iniziano e si finiscono senza uscire un euro.